Pronto? Eccolo lo sceriffo, buonasera! Buonasera a tutti, ciao, ciao, ciao. Io sono preoccupato da quando ci chiama il sindaco che ha vinto le elezioni, però... Perché? Non lo so, mi sembra... Come sta, sindaco? Tutto bene, sono qui che lavoro, mi sono già dato al lavoro qua del programma di Carlo Zaia. È già al lavoro? Sì. Vero, sceriffo, che Fedro... No. Sì, Pedro. Sindaco. Allora, siamo rimasti d'accordo, vero? Cocchi! Hai fatto le valigie? No, devi filare, devi prendere il primo treno per Sindaco. Roma Ladrona e andartene. Tu capito? Sindaco ha detto che stava lavorando per i Veneti, scusi, che sta facendo? Sta perdendo tempo. Certo, sto demolendo tutte le costruzioni abusive vedi? dei Teroni. questa è una bella cosa, Beh, se vedi? sono abusive, Esatto, sì. certo, non devono tornare a casa propria. Se sono abusive, che è questo rumore? Stiamo buttando giù le abitazioni qui, siamo qui in quel di Carbonera a iniziare i lavori. Oddio, dove sono le abitazioni abusive a Carbonera? Non ci sono. Sì, adesso stiamo iniziando a scavare. Ecco, questa qui, aspetta un attimo che guardo prima che il cognome non sia Veneto. Sì. Per cosa c'è scritto qua? Francioni. Sì, No, buttatela giù, è la buttatela giù. mia! No, sindaco, non è abusiva! Dormi a casa mia stanotte. Sì. Ma no, mi buttano giù la casa! Ma sindaco, non è abusiva! Certo che è abusiva, uno con una macchina di quel colore qui parcheggiata fuori, questo blu che fa venire il vomito. Ma sindaco, è la mia non può mini! essere che di un terrone. No, mi butta giù la casa, diglielo te, Marco! Dormi a casa mia stanotte. La casa è di un Veneto, diglielo! Dormi a casa mia Ma stanotte. no! Ma scherziamo? Allora deve filare a casa, mica può stare qui. Ma Primo scusa. treno e a Roma Ladrona ci torni. Mi hanno buttato giù la casa, ma questo non è federalismo, sindaco! E no, neanche della marca gioiosa vogliamo la razza piave. Ma scusa, mi ha buttato giù la casa! Bravo sceriffo! Ma dai, sì, ti aiuto sì. io, dai, ti aiuto. Stasera dormi a casa mia e poi domani mattina Ma parti. c'era il mio dai. televisore a cui tenevo un sacco! Ormai, dai, va. Rubato Stasera... via da dove? Ma che rubato? No! Te l'ho già detto, ordine e disciplina, Pedro, devi tornare a casa tua, vai via, non paghi neanche le tasse, clandestino. C'era un sacco di cose a cui tenevo, ma scusi. Faccia fermare quelle ruspe, sindaco! No, siamo già al piano terra ormai. Ma come no? Il primo piano è andato tutto via. Mi hanno buttato giù la casa, ma scusa. Grazie sceriffo! Arrivederci a tutti, ciao.